Plus News edizione di Treviso, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la cronaca. Salvati dai vigili del fuoco 7 ragazzi avventuratisi su un isolotto sul Piave e rimasti poi bloccati a causa dell'innalzamento delle acque del fiume e corrente forte a Ponte di Piave. Si tratta di 2 ragazzi di nazionalità pakistana e 5 provenienti dal Bangladesh, età tra i 19 e i 42 anni. A recuperarli e trasportarli in zona sicura, oggi pomeriggio intorno alle 18 i vigili del fuoco con l'elicottero del reparto volo di Venezia e l'elicottero del 118. Sul posto sono intervenute anche le squadre da Motta di Livenza con i soccorritori fluviali e alluvionali da Sandona di Piave e i sommozzatori di Venezia. Sul posto anche i carabinieri. E questa notte i carabinieri dell'aliquota radiomobile della compagnia di Castelfranco Veneto hanno denunciato a piede libero per oltraggio e resistenza a pubblico ufficiale, nonché rifiuto di sottoporsi all'alcol test, un giovane residente in un comune di questa provincia. I carabinieri venivano allertati dai vicini di casa con cui l'uomo aveva litigato per futili motivi. Giunti sul posto, i militari trovavano solo i richiedenti perché l'uomo si era già allontanato, salvo poi fare rientro nei pressi della propria abitazione in evidente stato di ebbrezza alcolica, alla guida della propria autovettura. L'uomo non solo si rifiutava di sottoporsi all'alcol test, ma oltraggiava i militari contenendosi solo dopo l'arrivo sul posto di una seconda pattuglia dei carabinieri. Accompagnato in caserma per gli accertamenti del caso, oltre ad essere deferito in stato di libertà, è stata ritirata la patente e confiscato il veicolo. E dalle ore 5:30 di oggi, lunedì 7 luglio, i vigili del fuoco sono stati impegnati nello spegnimento di un incendio a Cordignano, in via Col di Lana, presso la ditta Tofano, specializzata in produzione di pannelli fotovoltaici e coperture industriali. Sul posto personale del 115 carabinieri della stazione di Cordignano, a lungo le operazioni di spegnimento, che hanno visto impegnati 20 vigili del fuoco con 6 mezzi. Ed è stato un fine settimana di controlli da parte dei carabinieri della compagnia di Conegliano, impegnati in un servizio straordinario di controllo del territorio finalizzato al rispetto delle norme della circolazione stradale, con speciale riguardo al tema della guida in stato di ebbrezza alcolica. Da venerdì a domenica sera sono stati infatti 6 i soggetti italiani, tutti residenti in provincia di Treviso, sorpresi alla guida con un tasso alcolemico superiore ai limiti fissati dalla legge. La fascia di età spazia dal più giovane di 25 anni sino a un 71enne, con contestuale ritiro della patente per tutti i denunciati. Nel corso del servizio è stato inoltre denunciato a piede libero un cittadino rumeno 44enne, poiché sorpreso alla guida con patente straniera non in regola, ragion per cui è stato denunciato in stato di libertà per la violazione dell'articolo 116 del codice della strada. Questa era la nostra ultima notizia. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci.